Benennidos in Mama Sardigna, torrados e noi che siamo un parabuisi. E in questo viaggio particolare andiamo a vedere ambiente, natura. Andiamo a fedare di animali, di piantas, andiamo in un luogo di spanto, in un luogo dove si intende sul profumo che Mama Natura, come Mama Sardigna, non fa che intendere a noi e a voi che andate in quel luogo. Che noi siamo andati e vogliamo raccontare. Un pare hanno una ospite speciale, una biologa, che da voi potete pure incontrare e vedere. E un pare a essa abbiamo camminato intro a questo bosco, a Salpresoneddas, e da voi abbiamo visto finalmente a questo meraviglioso mare. Un mare gai blu, gai intenso, un mare che nos ha fatto leare quasi sa gana di non fare sul bagno. E da poi abbiamo visto pure su un tulzo, questo animale che difficilmente si idede. Noi non l'abbiamo potuto leare questa telecamera che isse o la da gai meda in alto. Però in questo documentario a vedere crabolas, aineddos e piantas, fiores che sono figlia di questa terra antica, questa terra espantosa, che è Sardigna, e tanto venite con noi, con Mama Sardigna, a camminare a su barco de Porto Conte, in Salighera. Benennidos, amigos de Mama Sardigna e noi che
in questo luogo di Ispanto, questo luogo che si narra da Parco Naturale Regionale di Poltugonte. In Salichera quasi siamo, E questa puntata è speciale, per una persona che ischi di meda di questo luogo. E siamo con la dottoressa Maria Rosa Martinelli, che è biologa in nome del suo parco, e tanto grazie per questo invito, in nome per questa puntata speciale della natura, dell'ambiente, e tanto grazie. Grazie a vosaltros che si vanguzzano anche per parlare di questa meraviglia della natura. E tanto come ha zilbitu e fa in catalano, in lingua catalana e in saldo. E tanto questa puntata è il GOI, amigos. Due lingue che si incontrano in un luogo di ambiente. Questo ambiente che, come i dite, va da alvules saldo sonaramos, no? E noi siamo in Noghe, qual è questo luogo? Siamo a un luogo speciale del Parco de Polticonta, al promontorio del Cap della Cassa e precisamente al canale Barinaldo. Qui è un rasiri de boschi di alzinas che també nosaltres eliges, che mus comprenem així també amb el saldo, sí, che qui té una discreta presenza ben distribuita. È una pianta che non sempre si trova perché negli anni 70 qui è stato un problema grosso. Il fuoco ha bruciato gran parte dei boschi che erano e agli anni 70 per poter mitigare l'erosione e andemès per poter principiare a tornare a rimboschire questa zona, si è pensato di posare piante differenti che vedremo più avanti, che sono pins. Però nel zanz tani da dire che queste piante sono state accompagnate nella loro evoluzione tutta la macchia mediterranea che è cresciuta e amici della macchia mediterranea sta crescendo anche l'alzina. Pertanto è un processo naturale di rinaturalizzazione di tutta l'area. Questo un progetto di tornare al suo bosco originario, un vago, insomma, di questa pianta che vedi, la pianta in Sardegna presente, su pino invece non è che vedi proprio pianta nostra, ponarrere. Questo luogo come si narra da noi siamo? Canal Marinaldo. Canal Marinaldo, ma siamo già intro alle prigionette. Siamo a Rinzi de Prigionette, che è un'oasi faunistica, è també un cantier forestal. E qui pure veure tantas plantas specials. Una macchia mediterranea ricca di endemismes, che vuol dire che hi ha plantas che si trovano solo in Sardegna o Sardegna e Corsica, sono piante speciali. Tipo una? Una, ad esempio, la Centaurea orrida, che vedremo più avanti perché non cresce in tutti gli luoghi, cresce a una zona che è meravigliosa, che è il mirador dell'Iglia Prana. E la vedremo tra poco. Da voi andiamo. È una pianta patita, spinosa. Io ho detto il nome scientifico, il nome comune è Flor de Lisa spinus. Qualche cosa adesso animali narramos e da poi continuiamo a camminare, andare a bidere e andiamo in mezzo alle cose che fai bidere no, che vi state con noi, animali, qualche cosa che dall'amo una appena abbaidata, fin passando in Sara. Abbiamo visto qualche cavagliuccio della Giara, qualche murendo branco della Zinara e anche qualche murendo gris. E corrente anche qualche daino.
questo animale non è dei noghe, questo è stato tornato in noghe? Sì, è stato introdotto negli anni 70 e qui si è ben ambientato e ora hi ha qualche centinaio di animali a renzi delle prazonetas. Sì. Che dobbiamo aumentare a questa gente che vi vidi prima è nato pure in saldo grappola, si naraia pure, ma l'hanno cassato meda. Fino a cintattare teniamo ammento di questa cosa. Tanto questo è un animale nuovo, ma potremmo narrare che oramai è un animale nostro. Sì. Poi questo è un luogo proprio che no, è il babbo e mamma di questo animale gai particolare. Ma non si fa che ne abbaidare e acciappare meda. No. Sì, che voi in subito. San Fugin, sì. Peccato, vi state con noi. Sì. E noi che Marirosa siamo in una domitta di cazza. Non si può cazzare, no? Dai, no. Ovviamente può fare una buglia, dai, può sì. Qui non si può cazzare, siamo un parco regionale, ma anche a una zona speciale di conservazione. Non si può proprio cazzare. Questa casetta è amprara per studi scientifici. È amprara come supporto per il monitoraggio delle specie che migrano, le passeriformi, le spaldalze patizze che fanno la migrazione. Il centro importante è al Parco Nazionale della Zenara, all'Iglia della Zenara, però qui è un supporto molto importante. E quando è necessario, a questa casetta s'apre, a chi vengono, posano le reras, catturano gli animali, gli spaldalzi che vengono appoggiati alla rera, che vengono presi, pesati, misurati e tante volte viene usato anche un anello. L'anello salvage quando fanno la migrazione per comprendere a dove vanno salvation per questi scopus. Bella cosa. Continuiamo a fare un po' di cammino e fai dare ancora di animali. Sì. Tanto noi siamo in quale punto che siamo vicino a noi, a quella barca Masanato. Sì, siamo proprio di cara della barca. Ma il che di animali... Siamo al cuore delle prazonetas. Bene. Ma di altri animali hai neddos? Il crabo è nato pure? Sì. Un tulzo? Sì, si possono vedere gli spuntulgius che si sono fortunati, magari a voi lo spogheremo vedere. È una bella giornata, si alzano in vol e sono animali grandi. Tena manasté di una corrente di aria carenta, per Samora, prendono la termica di altros, vanno verso l'alto e dopo fanno un vol che non è il vol ammuiente las aras, ma è un vol planato. È un animale simbolo, si può narrare, che fino a questa scrapola, che abbiamo già fatto. Sì, ma... è simbolo perché intanto è una specie minacciata di estinzione. Hi ha alcune parellas che si trovano qui al capo della casa e altre che si trovano a Bosa. Sì. E le due comunità, le due popolazioni si muovono e si spostano per salire all'alimentazione. També si tiene da dire che qui al parco è un luogo per l'alimentazione dei spuntulgius, per esagerare, per evitare che morino, si mangiano qualche cosa di invaranato. Che aumentiamolo a questa gente di domo che non si sa vedere, che è un animale che mandica da petta già. Insomma, animali molti. Non è che cazzano, non è che andano a cazzare come se un'abila può narrare. È un animale che se andiamo a vedere la carena alimentare è l'ultimo anello della carena. Per cosa mangia animali molti? Le carcasse. Sì.
no, te un bic, per quanto sia un animale grande, te un bic petit, debole, non tanta forte, e rasisci a mangiare solo in finanza o della bocca o della parte posteriore, la spalzi moglias. E tengo da dire che obri Luca Midi e Masci Mangiante l'interiore a un altro animale, un altro puntulgio che è arrivato qui naturalmente del 2019 che è che in català si dice vultore egizio, in italiano si dice capovaccaio. È un altro puntulgio pure un diura. Sì, diciamo che si famiglia sì, che è da un punto di vista dell'alimentazione complementare al puntulgio, al Gyps fulvus. Per cosa, sì, per cosa mangia da spres che il puntulgio ha ubelt la carcassa a mangiare. E c'è una peculiarità, prende anche le vertebre, la spolta in alto, la sfaccara e si mangia lo medolla spinale. La leada in volo si che pigata e poi che la fa che fa l'aria vuole fasciare in una rocca, in una, no? Sì, la fa cara. Caspita, facciamoci una pena di aneddosi e di polcrapos. Aneddosi biancos finamente se l'abbiamo visto, abbiamo fatto finamente se immagine. Tutto che sono già aneddoti di Sasinara, sì, no? Sì, sì, che bindata. Sì, sono stati introdotti agli anni 70 e come los dainos, los morendos gris e anche los cavalluccios della Giara. Che bindata meta? Sì, bene, sì, diversi. Sì, sì, e sì. sono andando torrente sempre con currinde e camminende. Sì. Ma si fa che invidere o sono un pago? Dipende. Ti vedo nessuno? Un po' che sì. Invece su polcrapo, cuscio pago binde frica da cuscio andata. Va, sapevo sempre. La popolazione di polcrapo è importante, no? Che bindata, meta? Sì, ne ha come in tutta la Sardegna. È una specie che si riproduce parecchio e ne ha... Fai damuso di polcrapo saldo? Sì, naturalmente. Cioè, si specce, la razza è sì, scussa. si scrofa meridionale, sì, è proprio lo saldo. Ebbene, e l'ha già finalmente a come ti hanno detto come in domo in termini scientifici. Sì. Bene, Meda. Tanto come Maria Rosa siamo venuti in questa camminera, in questa andando che in Calabalca, bello meda in noi, no? A traspianta, mi chiede, insomma, e noi si dai domo, chi sta vedendo e che comprende la traspianta particolare, che due mi ha firmato in noi, che mi ha detto, abbiamo queste cose. A chi cambia la vegetazione? Prima abbiamo visto i boschi di alzina, di elighe. Deleghe. Ora la vegetazione cambia, le specie arboree sono queste e questa è la sivena. La sivena che è importante, meta in noi come tipo di vegetazione. Sì, è molto importante e questa fa parte di un habitat, costituisce un habitat prioritario e la vegetazione è ricca anche di matas de mureio, la chessa è sempre e lego è anche il romani, come questa prantuccia che avevi patita, però se tu antenzi te un profumo meraviglioso. Sì. Ma questo romasino che è spicocco meda, immaginato che tiene un bello profumo, sì. A me manda bene, però a me mi piace pure questa pianta che fa che questo liquore particolare che sa multa. Ma no che non diamo a ciappitos. Anche proprio in questo luogo no. È in altre zone differenti del parco. Si trova, sì, è frequenta anche, però non a chi a Calaglionga. Anda bene, però come Deo, mettendo giù, sempre in quest'ala, no, di vegetazione bella che tu hai nato magistralmente, e questa piantichetta, questa prammitta nana, minoredda, che tu hai mai già nato e non sei nato a noi, che è importante per il palco. Qualche altra tua cosa, sai?
Questa è una pianta patita. Considera che qui al parco è frequentissima. È una delle specie, forse la specie più presente in questo luogo, alla zona di Masci del nord-ovest di Sardegna e al Parco di Polticonta si trova in gran quantità. Pensa che quando qui era la colonia penale agricola si accoglieva la palma, per poterla trasformare, la portavano all'alghe e la lavoravano. Ne facevano coldas, cestos, sia per la marineria, ma sia anche per i trabalzi di campagna. E tanto per questo che tu hai immaginato che vada una sorpresa, mi fa che vedere come si lavora io con questa pianta. Sì. Come non eravamo altro. Vabbè. E andiamo su ancora a camminare. E mi non era da voi, che sono anche in domo, ischini, che sorpresa. Vabbè. Siamo sempre camminando, stiamo arrivando in un luogo in cui tu hai immaginato che mi devi raccontare qualche cosa di suo trigo, ma prima di fare questa cosa, io abbaidente a da innanti, gli do una torre manna in questo monte. Nara mia, e testa. Quella è una delle torri aragonesas che si trovano al territorio dell'Alghemia, specialmente al Parco di Polticonta. Ne ha 7 torri, sì, e questa si dice Torre della Pegna, perché in català la costa roccosa alta si dice Pegna Sagat. Pertanto si è mantenuto il nome Torre della Pegna. Era una torre di avvistamento, ma in tutto il perimetro del Parco di Polticonta hi ha torri che erano anche sorvegliare, torri di difesa. La torre nuova che si trova a Polticonta, che è più grande, bassa, gli alga perché era armata. Altre torri che si trovano a proprio della sede del parco, la torre di Tramaril, la torre del Bulu. A nord, andando verso la parte mese settentrionale naturalmente del parco, che lo confine ai masci del parco, è un'altra torre che è la torre di Porticciol, che si trova da monte di un'area che tanca una pragetta molto bella. Tanto potremmo narrare che questo sono antico, siamo facendo su Batolchento, Chimbichento, Seschento, e poi vabbè. Sì, in che senso? Sì, poi fino a quando queste torre non avevano e non tenevano più questo motivo, no? Sì. Ma vedi proprio uno sistema fatto da questo, da antico, saldo catalano, aragoneso, noi narramo. Per difendere la costiera dei Smorus. Sì. Non solo Moro, ma da voi magari qualche francese pure che queria bene tornare a fare guerra. Quando ogni tanto, finalmente su Napoleone, qualche tu non c'è bene di noi a fare su Malandrino. Un luogo meraviglioso. E siamo bene da questa spezia di andiamo crocevia Bonarre, no? A Rudes. Sì. E noi che andiamo in Calabalca? Sì, andiamo a Cala della Balca. Ma noi che invece... Tu hai immaginato che... Qui siamo a Calaglionga, siamo la parte prana del parco, del Cap della Cassa, e qui noi era sci quando era una colonia penale agricola, tu pensi dei panzà che si coltivava. Los prasonels hanno tratto la perra, hanno preparato il terreno per la coltivazione di frumenti. Tanto non fico come a Baida Museo, no. Di pesce. La colonia penale è stata per una ventina di anni. Dopo che ha tancato, la natura si è ripresa il terreno. Sì. Tanto bevi trigo in noga, immaginato, sì. Fino a magari oltre, vaghiana e cose del genere, ma più di tutto trigo. Sì, i Lego coltivavano la vigna, tenevano le vigne a proprio del Monte Timidone.
tanto isso scontaiano a sapena tripagliende e poi la natura, una volta che i uomini si che stanno andato, si calleato torna su che fissò. Sì. Tanto come noi giriamo su e tu mi giù che sei in Calabalca. Sì. Tanto Maria Rosa, e noi che siamo su quasi a facca sul luogo magnifico di Calabalca, sì. ma e noi che do qualche scritta, Sì. te che narrare? Beh, qui principiamo a dare indicazioni di una vegetazione che sta ancora cambiando e una vegetazione che è ricca di specie endemiche. Ad esempio, qui è l'Euphorbia pituosa, che è Insomma, che da voi abbastanza presente sì. qui, ma la veuremo bene a cara della Balca, e l'Icris, le specie che sono meno abbondanti in questa zona. poi endemica già, poi lo fa che comprende in mezzo su magari a chi sta vedendo, te che narrare proprio, che sono solo dei noghe. Che si trovano o esclusivamente qui o si trovano un po' caglioz. Ecco. Fes conta che si può trovare al Parco di Polticonta, al nord di Sardegna e a Sci. Possono essere endemismi saldus e corsicos o anche saldus, corsicos e toscans, perché una volta tensi di raccontare che havia collegamenti e le specie Siamo facendo di meda e meda anni, naturalmente secoli, milioni milioni di eras geologiche. Tanto forse potremmo rimpiuso che su palco di Porto Conte tiene dei animali simboli, però tiene piantas pure simboli. Sì, assolutamente. Ma questa è la finalità di un parco. Un Bene. parco salvesce per tutelare la biodiversità, che in questo parco è molto ricca. Tu pensi che solo di piante ha un 700 piante. Caspita. Un bel contingente, una bella parte di queste specie sono endemiche e pertanto meritano di essere proteggiate. E voi se la raccontate facendo al guida pure, non giocando a gente no, con questo spannello spuro che dimo e finalmente mi ha ammentato che mi visinende che tenete la lingua algheresa catalana fino a in segnalibro Sì. e la trattate in corso. E questo è un progetto importante, qualche cosa che me la potete narrare? Sì, naturalmente il Parco di Polticonta è a rinze della municipalità dell'Alghè. E una delle finalità è anche parlare di cultura. La cultura è la nostra lingua, è la nostra identità. Un'operazione importante del Parco di Polticonta è che le comunicazioni ufficiali, ad esempio, vengono fatte a Malpapè, dove è il nome in italiano e in algarese, al català dell'Alghè. Questo può narrare pianta e animale spuro, no? Per le comunicazioni ufficiali, però, come hai potuto vedere, i segnalibri che ti fai vedere,
che sono stati fatti dell'Omnium Cultural, perché all'Alghei hi ha tante associazioni. Una di queste è l'Omnium Cultural, a la quale collaboriamo da tanti anni, che a la quale abbiamo creato alcune specie e abbiamo preparato un segnalibro per dare indicazione che in questi luoghi si parlano il catalano dell'Alghei e l'italiano, indicante, descrivente le specie nelle due lingue. E tanto a sa gente del domo mi pare che posso narrare, possiamo narrare un pare, in su palco di Portugonte e te si vagate finalmente a sa lingua catalana, de sa lighera, poi sa natura, poi su palco, poi sa didattica e finalmente a proprio su gusto di vedere nomenes diversi da sa lingua salda o da su tattarese un pochino dai dattari o da su campidanese un pochino da su campidano o su nureso dai chieni dai nuoro a los imparare a incontrare limbas a limbazos e persone a un pare con questa bellezza di Sardegna, come andiamo in Calabarca. Sì. Andiamo. E si fra poco, Marirosa, abbiamo una pena di mare, ma e sarà masanato di questa spianta che sono solo dei noghe, e noghe mi pare che tu è masa proprio giusto in noghe, poi me la fai ridere, e tanto fatemi comprendere, fatemi una lezione cichedda in noghe. Intanto questa vegetazione costiera è differente da quella che abbiamo visto prima. Questa vegetazione sa Dio garriga. E anche le piante sono patitas, non crescono assai, cosa si trovano in zone un po' difficili, poca terra, zona roccosa, con pure in veura, zona ventulata, di gran vento, zona di sal, la sal marina. E beh, siamo su appena proprio a facca su mare, che da poi dimmo. L'acqua che è poca, l'acqua è generalmente invernale e gran alta temperatura. Pertanto, veniamo a vedere piante che sono petitas, ruronas, perché quante sono ruronas aguantano la temperatura, no? Tenen una temperatura che facilita la vita di queste piante. E le meraviglie che vi posso indicare sono aquella angris, spinosa? Sì, aquella spinosa è la centaurea orrida, la flor d'Elisa spinos. Aquella mesvelte manca questo che pare proprio un cusci, un cusci è una stragalos. Aquella patita anvelte è un limonium. L'euforbia un vago più sicuro, questa, la pitiosa, e leggo naturalmente fa parte di questo tipo di vegetazione anche l'elicris che è sprofumata tante. Devo toccare finamente. Sì, basta sfiorare. Già in saria in noghe, infatti, una ramula sa gente di domo, solo in inde in noghe potete scomprendere. Sa prendere il profumo. La tecnologia della televisione ti fa che vede tutto, però deve essere in noghe e poi accompagnato insomma da gente come te a te e altri colleghi tuoi oppure finalmente di avere benito in noghe che questo è un luogo di spanto, un luogo proprio di conoscere queste cose. In più se si vuole raccontare da chi è ischi di queste cose, credo che voi siete innamorati del noghe. Sì, a chi sa possono fare le visite guiadas, sa fa la prenotazione e los giovani vengono a malas scuolas. Noi abbiamo un centro di educazione ambientale che ospita più di 10.000 mignones delle scuole primarias fino alle scuole superiori. Bene, tanto ascolta. E anche l'asilo. Ascolta, come? Andiamo a vedere un poco su mare. Sì. E mi narra qualche cosa di su mare. Benissimo. Bene, andiamo.
Maria Rosa, il no che da innanti a questa meraviglia de mare, de roccas, de puzzones, hanno visto pure eschi, non vi la facciamo la baidare con questa telecamera che teniamo e fino a mangiare un tulzo, so? Sì. Il no che è bello meda e serramo il no che questo piccolo, no? De cultura che abbiamo fatto sul palco di Porto Conte e te vede no che questo isolotto, questo mare in testa. Nosaltres siamo mirant l'area marina protegida del Cap della Cassa che abbraccia tutta la costiera del Parco di Porto Conte. E aquella petita isureta è l'Isura Prana. Tanto questo è Calabalca, no? Sì. Tornamos Sì, sì, all'Unarrere. È un luogo particolarmente insomma, leato da esa gente come un punto pure, non solo panoramico, ma pure della vegetazione, come te immaginate prima. È un luogo speciale. Per gli algaresi è anche un luogo dell'anima. Perché qui si vede per mirare lo stramonz, bene. Per stare bene la natura, per stare in armonia con la natura. Tanto Maria Rosa, tu è come se sei ancora ben decide se no? Un tulzo, so. Sì. Però è no che di questo luogo poetico, come ti ha accennato prima, noi che ti salutiamo, che ancora tu non devi accompagnare a noi in Cala Gioiosa e bailare altre cose, però insomma, questa magia e questa poesia di questo luogo beste, e noi vi l'abbiamo raccontata a voi in domo con Maria Rosa Martinelli, biologa del suo palco di Porto Conte, regionale, ma insomma, vi state con noi, sì. Andiamo, tenaras. Andiamo. Andiamo. Tanto Maria Rosa, come siamo intro sempre a suo palco, no? Ovviamente se intro, no? In questa camminera che abbiamo che si può fare finalmente in macchina. Come si potete vistare intro a suo palco? In macchina l'abbiamo andato, poi sì. A peu, naturalmente, in bicicletta e a macchina, ma specialmente a mezzi elettrici. Ah, ecco. Sì. Tanto con questo mezzo elettrico accompagnato da guida del suo palco, no? Chi ti giocano intro. Può essere sia a Maraghiglia, si sa da mana, sia anche libras di Samoura, sì. Però sicuramente a Maraghiglia è più scomodo perché ti racconta quello che vedi. Certo. Tanto no che potremmo dire camminando che finalmente sai no che come insomma vediamo su pino, se no bisogna su pino in no che è a traspianta, se no. Sì, lo spinz che è la maggioria è spide a Aleppo, è stato piantato agli anni 70 quando qui è stata del rimboschito un'area che aveva subito un incendio abbastanza grosso. Un fuoco umano che ha distrutto tutto. Un fuoco grande, sì. Invece ben rimasto di vegetazione originaria? Sì, sicuramente. La che abbiamo visto, la Sivina è naturale. Bene. Tutta la macchia mediterranea naturalmente e anche a diversi punti del parco la foresta residuale di Alzina, di Elighe. Sì, ecco. Che fra poco andiamo di fatti alla baidare che non decodiamo un pago. Sì. Ti volevo preguntare un'altra cosa. Vediamo un'appena la frequentazione di questa gente del suo palco, no? Sì. Vengono i turisti al Medas, a chi sono, dai Gallevaltenini, e so saldo, so vienini, famiglia spuro. Insomma, non era musica che cosa di questo. Qui si può venire intanto tutto l'anno. Bene. Ecco. Noi d'inverno è subito l'ufficio di settimana, di sabato e domenica, ma del principio della primavera è subito praticamente cada dia. Y ponen venir las familias, las personas, criaturas petitas, también a gente anziana, proprio per cosa si può entrare. Sì. E è una camminera la che si infentiamo altri, che si può fare a mezzi che poi dà la possibilità alle persone
di visitare la natura del parco senza difficoltà. Tanto uno eniti ed essere tutta die, si può stare tutta die con narrare, no? Sì. Entra la natura liberamente, tranquillamente, no? Magari si chiede pure qualche cosa a buffare, manicare, sempre bistende però a sa regola del suo palco e a suo buon senso di sa gente, no? Vero, a non lasciare alga, mondezza, se no che, giusto? Sì, assolutamente. Qui sapota stato il dia rispettante la natura. Certo. Si sa deixa plastica, la plastica sta qui. Non è possibile che si faccia E non si può dare nemmeno a manicare a suoi animali. No, assolutamente. Questo è mezzo sempre dell'unarre, del lamentare, dell'unarre refinamento al nostro telespettatore. Sì, non sa poi sì, giapponese, tedesco, francese, di tutto. De cara maniera, de cara agli occhi, dell'America, del nord, del sud, giapponesus, svedesus, norvegianesus. Infatti, come te venne prima uno camminante, andando, che è vero. Vedi come ti sei nato prima, a poi si può dire di questa maniera. Sì. E noi in Domo Gioiosa siamo con Marirosa Martinelli. Grazie ancora, siamo già alla fine di questo viaggio e come tu è. Lo fa che vedere a noi se te bada dentro questo complesso. Pure un poco di storia, no? Sì, intanto questa è la sede del Parco del Polticonte. Bene. Allora, benvenuti alla sede del parco. E noi siamo contenti. Aquí sono gli uffici, qui sono le persone che la direzione, le persone che lavorano al parco per tutelare, per mantenere, ma anche per valorizzare. Consideriamo che la sede del Parco del Polticonte è così grande che ospita diversi allestimenti museali. Il Parco del Polticonte è un ecomuseo, vale a dire che qui si può visitare la parte naturale come appunto degli iri o capi della casa, le sprasonette antisemanate, certo. Ma anche Casa Gioiosa a gli allestimenti museali. O per tutti il Museo della Memoria storica di questo luogo, legato a quanto era una colonia penale agricola. Bene. Bene, interessante meta. Tanto sono curioso, siamo curiosi. Andiamo. Andiamo. Accompagnami. E noi mi ha fatto entrare, Marirosa? Questa è una parte speciale del Museo della Memoria Carceraria, perché questa è una cella di punizione come ne ha tantas al museo, a chi lo prigioniero veniva, stava del sol, isurato, a pa, acqua, e rumiva da monte della taura. Che aspetta. Isolamento. Isolamento si combinava qualche cosa che non andava bene. Se no, rumivano al Prade da Monte, a voi però è il museo multimediale della memoria. Tanto, noi come
vediamo che hai fatto sul museo della civiltà de contadina, del suo costume, poi abbiamo su qualche cosa altro, che adesso manco sa gente in domo ischi di bene e te, bella cosa hai fatto. Ma altra cosa vada in questo museo, ecomuseo in generale, che vada meta, vada pure questo luogo in cui si può quasi forse entrare in trasumare, sì, no? Sì, è un luogo dedicato all'area marina proteggiata, che sa di Teleglia. Teleglia è un tunnel immersivo, quando si entra, parece sta al fondal della marina a mirare le bagliese che sono sotto della mar. Bene, come prima di andare a terminare, no, e finire questa puntata, tu allora, finimo su e noi facciamo il mele e de avese. Sì. Ma come tu mi giochi a bidere, saprà manana come ti spistata tripagliata che mi lascia nata tutta die. Sì, è vero. Accompagnami a Va bidere. bene, andiamo. Andiamo su. E no che Marirosa ido su travaglio finito, sa cultura de sa brammanana che i uomini e le femmine de sa Lighiera, de sa Sardegna in generale vogliamo narrare fachiana, poi sa vita de dotta die, tanto sì. Questa bramma che abbiamo olvidato ancora oggi è simbolo del suo palco e noi che la vediamo proprio più su intimamente consumine. Trasformare a oggetti che vanno della quotidianità e del lavoro. Questa è una spolta per Sambrà, questa è un'altra spolta per portare le cose, una donna poteva fare la spesa, ma poteva essere un oggetto di campagna. E non sono diverse dai commenti io qualche volta sì, no, vero? per res. E queste sono le cose che potevano essere comprate per i giuari, per gli animali, o anche il culdà più grosso veniva preparato per la marina. Al tempo migliori, all'Alghei sono state sfinzate a 10 imprese che lavoravano a Palmanana. E anche la colonia penale era impegnata a ciò, nel senso che si accoglieva la palma, si imprava per cogliere le foglie a quella tres che si dice castiga, si impriva e leggo la palma veniva portata all'Alghei, agli stabilimenti, a dove si lavorava. Che meraviglia! E diceva che l'Alghei era famosa per questa produzione che si esportava alla penisola. E in un'altra stanzichetta, no, che abbiamo visto finalmente con il bello bustino, con l'imbusto di Bidano a Monteleone, che sì. Torniamo a narrare, Savramanana veniva pure trattata per ponere intro a questo vestimenta, per la fare più rigida, più tosta. E dai gusti facciamo appena impresse di questa rughe di Bramma, tanto la parte religiosa finalmente al beste. Sì. E questo pure è importante. Sì, questa è la tradizione che mes de tutti si mantiene finalmente a voi. Quando è la giornata delle Palmas, le persone vanno all'iglesia a fare le foglie di palma, o semplice, senza nessun lavoro, o lavorare urnare in questo modo e sono una meraviglia. E ti narro grazie ancora in più di questo momento che ha dato a noi di Mamma Sardegna e a sa gente che abbaia sul programma di questo piccolo di cultura da essa natura, essa ambiente fino a uomini, a femmine che tratta la natura possa vivere tutta die e finalmente possa vivere. Grazie e come andiamo a vivere questo luogo di mele e di aves. A Maladolzo. Bene, grazie, accompagnami. Sì. E noi, come amo a finire questa bella puntata, Marirosa, e bisogna della finire in nome quasi di un animale, ma non è stato animale suo, ma è stato tua, che tu è no che vi travaglia sul frutto di questa ave che su mele. E tanto conta qualche cosa a noi. Qui siamo al partito laboratori del Parco di Porticonta, sempre a Casa Gioiosa, e qui aggiuremo i partiti produttori di mel a accogliere la mel passante di chi finalmente alla mel che
trasformare di mascire, lavorare e le gove accogliere. Perché lo fem? Prima di tutto per cosa crediamo che le abelle siano un grande indicatore di biodiversità. Sono animali fantastici, senza le abelle gran parte delle specie che nosaltres mateix coltiviamo non si arrivano perché aiutano all'impollinazione e il prodotto che nos dona la possibilità di usare è un prodotto importantissimo perché non è solo un alimento che dolce e basta, è un vero e proprio alimento perché te salse minerali, te proteine, te enzimas, te sostanze che ci fanno bene. Fa che bene a Saula quando va sul raffreddore, sì. sul rimedio di nonna, vero, non si può mai non è sucura, è un alimento. Fa che vedere... Cosa fa? No, forse a bere gusto e teste, una centrifuga. Sì. E tanto... il no che te bada intanto io vedo qualche cosa. Quante nosaltres avem tret l'uvel de sera de stellaios s'apposan anche in renta. S'anzen la macchina, e per centrifugazione la mel esce de chi e davanti al fondo s'accugli dai, non risulta da voi. De chi si s'apposa un pual, certo. s'apposa un pual, ara ta fa sveglia come funziona. Tanto potremmo serrare noi sa puntata nende e te lo torniamo a narrare e torniamo a ringraziare a tutto il suo direttivo del suo parco regionale di Voltuconte e dell'area marina protetta finalmente Isola Piana. Sì, Capocaccia Isola Piana. Capocaccia Isola Piana. Ti ringraziamo a te che ci ha accompagnato in questo viaggio, abbiamo camminato un pare. Abbiamo sfaidato due in su catalano de Saligera d'Ogu e de in lingua locutoresa, in saldo. Siamo vistato bene, forse potremmo, anzi prima andare a qualche cosa due, a salutare a noi. Sì? Io vi ringrazio perché questa è una bella opportunità di promuovere il parco, di fare vedere cosa fem e come a questa meravigliosa realtà naturale. E cosa vi posso dire? È stata una bella occasione anche per poter parlare alla lingua identitaria della mia città. È una bellissima esperienza, tu parlando in sardo e io parlando in algarese, ma siamo compresi lo stesso. Tutto, e non abbiamo, come noi narriamo sempre, Mamma Sardegna, mai, come a narrare, organizzato nulla. Tutto proprio da persona a persona, da una professionista del suo settore, e forse posso narrare, se rende questa puntata, a questa cosa. È il vero che si sa se forse sono mica al mezz'ora di somine, bindata di animali, ma si sappiamo, ma finalmente a su parco di Porto Conte, bindata gente che è veramente amica dei suoi visitatori, di chi viene di noi, che tanto noi si può salutiamo da Mamma Sardegna a su parco di Porto Conte, a Maria Rosa Martinelli, grazie a tutto, a un'altra volta, tornate bocche e benedete in noi.
E come ha zilbitu, noi de Mamma Sardigna abbiamo davvero incontrato sa natura in su barco de Porto Conte. Abbiamo davvero ido come somine bidenede a trattare questo luogo e lo fare finalmente a godere a tutta la gente. Ha zilbitu e ha zinteso che vi potete andare gente come famiglia, vi potete finalmente andare ciclista, turista e tutto. E tanto, entra su barco, potete pure piano piano camminare con figlio vostro, figlia vostra, con moglie vostra, con marito vostro. E potete finalmente incontrare chi vi travagliano e chi vi raccontano come si va a trattare un luogo importante, interessante, come vi posso narrare amate sa natura. Vi state dentro a sa natura e mamma natura vi dà tutte le emozioni, come che campo di fare noi, di fare noi di Mamma Sardigna, e tanto tornate bocca un'altra volta, che abbiamo già ancora a raccontare, ancora a viaggiare, e lo che fare un pare a voi, e tanto a un'altra volta. Un saluto a tutti.